Bello perché cerchiamo di dare veramente tanto alle persone, è un servizio che funziona, una grande affluenza, le persone ne usufruiscono in una maniera ottima, sono contenti, il servizio fortunatamente ci viene detto che è buono, piace, funzionale, e, insomma dà la possibilità a chi non riesce di poter entrare in acqua, di potersi fare la nuotata, chi arriva magari da 20 anni che non riesce ad andare in acqua, finalmente ci ritorna e così via, insomma. Quest'anno avevate anche nuove attrezzature? Diciamo di sì, abbiamo integrato in quelle che avevamo già le tre seggiole principali, le tre tipologie per poter entrare in acqua, abbiamo aggiunto qualcosina, abbiamo sempre i lettini che sono rialzati per favorire alle persone disabili il passaggio da carrozzina a lettino. Oltre dalla Liguria sono arrivate anche molte persone da fuori regione. Sì, sì, soprattutto dal nord Italia abbiamo anche un sacco di centri che vengono da Milano, da Torino, vengono a farci visita, stanno qui magari un giorno, a volte anche due, usufruiscono dei servizi, insomma, piano piano si sta cominciando a conoscere anche a livello del fuori regione e cominciano ad arrivare clienti anche da più distante. Questo è uno dei progetti che secondo me va meglio, proprio perché è una cosa utilissima e certamente è lo spazio per disabili meglio attrezzato del Tigullio e ormai siamo al quarto anno, quindi abbiamo anche una certa esperienza. Quello che dico è confermato dal continuo aumento dell'utenza. Quest'anno abbiamo avuto un 20% in più di presenze rispetto all'anno scorso, dove avevamo già avuto un incremento dall'anno precedente, quindi questo significa che l'incremento è progressivo e continuo. Per l'anno prossimo abbiamo intenzione di fare ulteriori migliorie, a breve farò un incontro con tutte le realtà che hanno collaborato all'esistere di questa cosa e vedremo in che modo si può migliorare.